Ciao a tutti amici di Dolomiti e Bambini, benvenuti in questo nuovo video e nel nostro canale. Oggi abbiamo raggiunto in macchina Revine Lago per poi salire a Pian delle Femmine e siamo pronti per fare un bellissimo giro delle Malghe che si trova proprio qua su. Nel frattempo speriamo che il tempo si apra, perché pensavamo in una bella giornata, invece guardate che roba qui alle mie spalle. Comunque noi partiamo lo stesso. Dal rifugio Pian delle Femmine abbiamo preso il sentiero che parte in ripida salita in mezzo a due staccionate e poi continua così. Dopo circa 800 metri si arriva a Caser Frascon, dove si trova questo bivio, dal quale noi adesso teniamo la destra seguendo le indicazioni per Malga Cor. Ad un certo punto si inizia a risalire questi verdi pendii, vi assicuro che la salita non scherza. E niente. Noi ogni volta che veniamo in questi posti non siamo per niente fortunati. Guardate che nuvole basse e non si vede niente, peccato, perché credo che il panorama avrebbe ripagato proprio questa passeggiata. Ma vabbè. Dopo circa 2,6 km si sbuca e si prosegue su questa strada asfaltata. Siamo arrivati a Malga Cor. Mi sono fermata in questo punto perché qui bisogna prestare un po' di attenzione, perché il sentiero che stiamo andando a percorrere non è un sentiero CAI e non ci sono indicazioni. Quindi passata Malga Cor, ricordatevi questo recinto di legno, si oltrepassa, costeggiando una cisterna in cemento lì sotto, si cammina praticamente a mezza costa, non so se si riescono a vedere quei due signori, e si prosegue il giro da questa parte. Questo tratto, come vedete da tutta questa erba alta, non è il massimo, ma è l'unica traccia che permette di fare il giro. E una volta sbucati dal bosco si ritorna a camminare su una forestale e con panorama.
volta arrivati a Malga Van si incontrano questi cartelli. Adesso teniamo la sinistra verso Malga Canal dei Gat, quindi proseguiamo da questa parte oltrepassando la Malga. Noi adesso abbiamo passato la Malga Canal del Gat e la Malga Montegal e adesso ci troviamo sull'ultimo tratto che ci riporta a Pian delle Femmine. Mentre continuiamo il nostro cammino verso il parcheggio, vi dico due cose su questo giro. Il giro di per sé è anche bello, l'unico tratto che non mi è piaciuto è quello dopo Malga Cor, quello dove il sentiero non è CAI per intenderci, erba troppo alta, molte ortiche e panorama poco. Però per il resto merita. Se volete farlo prevedete un pranzo al sacco e soprattutto vi consiglio di seguire una traccia GPX perché come al solito in questi posti la segnaletica è veramente molto scarsa. Noi siamo arrivati dal sentiero che vedete qui sotto, una volta qui abbiamo tenuto la sinistra e adesso stiamo percorrendo proprio l'ultimo tratto per ritornare al rifugio Pian delle Femmine. Come vedete noi siamo tornati al parcheggio, alla fine è venuto fuori anche un bellissimo giro, peccato per il tratto iniziale, quello in cresta che doveva essere quello più panoramico, invece purtroppo con le nuvole basse non abbiamo visto niente, però pazienza. Per fare tutto il giro abbiamo percorso 11 km con un dislivello di 440 metri. Noi adesso come al solito torniamo, se vi è piaciuto questo video un bel like, ricordatevi di iscrivervi al nostro canale e di attivare la campanella così sarete sempre avvisati quando esce un nuovo video. E anche per questa volta è tutto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!